La civilizzazione umana ha rappresentato il primato della coscienza, del diritto, della tolleranza, dell'umanesimo. Siamo tornati allo stato di natura. Non vi sono più regole, non vi sono più leggi, non vi sono più valori umani permanenti, non vi è più un livello adeguato di civiltà umana, non vi è umanesimo religioso cristiano, c'è ormai uno stato di natura. La barbarie decide chi ha la forza e nessuno lo ferma. E tutti quanti stiamo vivendo uno stato d'animo di frustrazione, un senso di impotenza. Al di là degli orientamenti politici, quando vedi il massacro di bambini a Gaza, ti domandi ma com'è possibile che succeda tutto questo? E nessuno fermi questi barbari, questi genocidi, questi criminali. Ci sentiamo in qualche modo tutti quanti colpevoli. Non abbiamo armi nelle mani, ma credo che ogni essere umano, ogni padre di famiglia, ogni madre di famiglia, di fronte alle immagini che ci arrivano quotidianamente, abbia un sentimento profondo di malessere. Non si possono vedere quelle immagini, non si possono vedere. Non succede niente. Dopo queste vicende, nessuno in Occidente si permetta di parlare della civiltà occidentale, della democrazia, dello Stato di diritto, dei valori cristiani. Qui di valori cristiani non c'è neanche l'ombra, neanche l'ombra. Perdonatemi, ma è impossibile non vedere quello che è davanti ai nostri occhi. Ed è impossibile non avvertire questi sentimenti di malessere, di umiliazione legata alla nostra impotenza. Abbiamo davvero l'immagine di un martirio che continua, un martirio. Bombe, mutilazioni sui bambini, ustioni su tutto il corpo. Qualcuno di questi bambini arriva da noi, al nostro ospedale pediatrico Santo Bono. Nessuno parli più in Occidente, né di democrazia, né di diritto, né di civiltà, né di valori cristiani. Non siamo degni di parlare.